Questa è una conferenza sulle onde gravitazionali di cui probabilmente molti di voi hanno sentito anche dai giornali fino allo sfinimento, però per sicurezza io ho una piccola lezione da $10 sui fondamenti di queste questioni. Ci sono un paio di cose che bisogna ricordarsi, che diciamo che fanno parte dei progressi della fisica degli ultimi 100 anni. Una è stata quando noi ci siamo resi conto che quando guardate il cielo, non state guardando un'immagine di tutte queste cose ora, no? Diciamo prima della fine dell'Ottocento si pensava che quando guardo la Luna, se l'ora del tè qui è l'ora del tè pure sulla Luna o su Marte, e invece noi oggi sappiamo che siccome la luce viaggia a velocità finita, quando vediamo una stella in realtà vediamo un'immagine che è partita molti anni fa, e quindi quando guardiamo intorno a noi non vediamo lo spazio, ma vediamo lo spazio-tempo, una sezione dello spazio-tempo. Perfino voi non siete simultanei con me, no? La luce ci mette qualche picosecondo ad arrivare da voi a me. La seconda questione che ha cambiato la nostra visione della forza di gravità e dell'universo è stato quando la gravità, che fino diciamo, a un secolo e qualcosa fa era una corda, una specie di corda invisibile che tirava per esempio la Terra verso il Sole, ma anche un po' verso la Luna, un po' come il ragazzino che fa girare il peso tirandolo con la corda. Einstein capisce che la descrizione è leggermente diversa, e la descrizione della gravità è questa. Diciamo, Galileo sapeva che se voi prendete due corpi che vanno liberi per lo spazio, loro vanno dritti a velocità costante, no? Questo l'abbiamo scoperto nel 400, nel 500. Einstein dice, si rende conto che quando c'è invece della massa o dell'energia in un punto, i corpi che vanno liberi seguono traiettorie curve, cioè la presenza della massa curva lo spazio-tempo, e le cose che vanno libere per conto loro seguono in realtà delle traiettorie curve. È proprio lo spazio-tempo che si curva, si vede da due fatti, cerco di convincervi con questi due fatti. Vedete che l'astronauta e l'astronave, questo è sulla stazione spaziale, stanno seguendo la stessa traiettoria intorno alla Terra. Se li mettete con la stessa velocità, seguono assolutamente la stessa traiettoria, anche se uno è un signore, un umano, l'altro è una grande costruzione meccanica, e la ragione è che stanno, e ovviamente l'effetto è diciamo eclatante, è che sembra che il peso sia scomparso, ma lì l'astronauta invece di pesare 80 kg pesa 70 kg, questo è tutto, diciamo, ma in realtà sta seguendo la stessa traiettoria che segue la Terra, e perfino la luce poi abbiamo scoperto curva intorno alla materia. Quello che vedete qui, non so se quello che vedete qui non è dello sporco sulla lente dello Hubble Space Telescope, ma è la luce che viene da una galassia lontana, e la sua traiettoria è curvata dalla presenza di questa galassia che sta in primo piano. Quindi è proprio lo spazio e il tempo che è curvato, il tempo perché le cose accelerano, ma insomma in prima approssimazione. Ora vorrei farvi notare un'altra cosa. Se voi vi sedete su, questo è lo stesso cartone di prima visto da un'altra prospettiva, se voi vi sedete su una di queste due e vi avvicinate alla massa intorno a cui loro stanno girando, l'effetto più plateale è che vedete l'altra pallina gialla accelerare rispetto a voi. Questo è in realtà l'unico effetto visibile se la sorgente non la vedete, se non c'è niente nello sfondo. L'unico effetto della curvatura che vedete è il fatto che se prendete due oggetti che se ne vanno tranquilli nello spazio, accelerano uno rispetto all'altro. Questo è l'effetto più plateale. Allora, la gravità curva lo spazio, quindi immaginate che adesso qualcuno cominci a fare pasticci con le galassie o con le stelle, le mette in movimento uno rispetto all'altro. Quelle sono animazioni dello Hubble Space Telescope che ricollegano fra loro fotografie di galassie in interazione. Se qualcuno cambia la distribuzione di là, mettete insieme le due cose. Questo curva lo spazio-tempo, ma niente si può trasmettere più velocemente della luce, e quello che succede è che questi cambiamenti della gravità dovuti al moto dei corpi celesti si trasmette come delle onde di curvatura che si vedono, si possono vedere, perché se prendete delle palline gialle come quelle del mio disegno di prima e misurate l'accelerazione, le vedete accelerare uno rispetto all'altro. Ecco, questa è la mia lezione di onde gravitazionali da $5. Ho calato il prezzo per voi. Ora, perché c'è tutto questo interesse per le onde gravitazionali? Sono i messaggeri astronomici
migliori che potete pensare. La ragione è che l'interazione fra la gravità e la materia è molto debole. Noi sentiamo la gravità terrestre perché la Terra è proprio grande, ma per esempio non sentiamo la gravità fra di noi, è oscurata da tanti altri. E quindi queste onde gravitazionali attraversano tutto. Quindi tutte le onde gravitazionali che sono state emesse sono lì che aspettano di essere viste da noi. Per esempio dal Big Bang, la luce che è partita dal Big Bang è partita molto tempo dopo il Big Bang, ma le onde gravitazionali sono partite subito. Dalla superficie di un buco nero, questi oggetti misteriosi di cui vi parlerò un po', escono solo le onde gravitazionali, la luce viene catturata e non esce. Quindi, e in un certo senso hanno un'analogia col suono, perché se sono generate da una sorgente che si sta muovendo, registrano tutto il moto della sorgente. Io sono un amico, un astrofisico di una certa notorietà, che usa questa analogia. Immaginate di andare in una giungla e di non sentire i suoni. Un posto bellissimo, una vegetazione lussureggiante, diciamo, per carità, molto bello. Però se accendete il sonoro, cioè se sentite i suoni generati dalle sorgenti, capite molto di più. Per esempio capite che ci sono gli uccelli, probabilmente sapete distinguere un uccello dall'altro, sapete dov'è, riconoscete la cascata. E quindi l'analogia è molto forte. Il momento che noi riusciamo a vedere le onde gravitazionali, abbiamo aggiunto la colonna sonora all'universo, ed è una colonna sonora molto importante, perché l'universo è un film buio, invece di essere un film muto, è un film buio, perché non so se tutti sanno, ma noi vediamo gli effetti della gravità di un sacco di roba, ma vediamo con la luce solo meno dell'1% della materia che occupa l'universo. Quindi l'universo è buio, però fa rumore, e i rumori dell'universo si sentono attraverso le onde gravitazionali. Questa è la ragione per la grande spinta e i grandi investimenti, anche economici, non trascurabili, nella ricerca, nella costruzione di osservatori di onde gravitazionali. Questo seminario fin qui l'avrei potuto dare 5 anni fa, prima della scoperta delle onde gravitazionali, e vi avrei detto, no, fatemi dire come si fanno a rivelare. Allora, le onde gravitazionali si rivelano così, l'ho detto prima. Mettete nello spazio delle particelle libere, e se c'è una sorgente di gravità che sta cambiando nel tempo, vedete delle accelerazioni. Per vedere le accelerazioni usate un laser, per non fare misteri. Questo è molto simile a quello che fa la polizia per misurare la velocità della vostra macchina, cioè mandate della luce che rimbalza sulla macchina. Se la macchina si sta allontanando dalla polizia, voi vedete il colore della luce diventare più rosso o più blu a seconda. Quindi diciamo, un rivelatore di onde gravitazionali consiste nel mettere degli oggetti in movimento libero, delle masse in caduta libera, e di misurare le loro accelerazioni con il radar della polizia, sostanzialmente. È un radar un po' sofisticato, perché parliamo di, diciamo, anche per le sorgenti più intense, oscillazioni delle dimensioni di un atomo in alcuni anni, diciamo, e quindi in alcune ore. Quindi è più o meno come se la polizia fosse in grado di vedere che avete fatto 12 km negli ultimi 13 miliardi di anni, quindi molto più sensibile di quello che fa la polizia, ma il principio è lo stesso. I primi rivelatori costruiti, e questa è la cronaca degli ultimi anni, sono degli oggetti in cui queste famose masse libere non sono libere per niente, pendono dal soffitto, ma se l'onda è abbastanza veloce le potete considerare libere. I rivelatori più famosi sono LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, sono tutti oramai in un'unica collaborazione internazionale. Quindi le famose masse che devono accelerare sono questi specchi qua che pendono dal soffitto, e questo è il rivelatore laser che deve vedere che queste due masse, quando arriva l'onda, si mettono ad accelerare. Le distanze sono un po' il massimo che riusciamo a fare sulla Terra, alcuni chilometri, quindi l'oggetto è un oggetto molto esteso, diciamo questo specchio qua sta qui giù e questo specchio qua sta in questa casa centrale, e diciamo nel 2015, alla fine del 2015, finalmente per la prima volta l'umanità, dopo uno sforzo titanico, è riuscito a vedere un segnale emesso, e immediatamente è partita l'astronomia, perché quando abbiamo visto, questa è l'accelerazione delle due masse, o la distanza fra questi due specchi che improvvisamente ha questo movimento al di sopra dei disturbi, e in questo piccolo segnaletto qui c'è già l'informazione che la sorgente che ha prodotto le onde gravitazionali sono due buchi neri, due terribili enormi oggetti, ciascuno grande quanto 30 volte il Sole,
che stanno girando uno intorno all'altro, e questo singulto finale è il fatto che si sono immersi in un unico buco nero, emettendo. Diciamo, se volete sapere quanto lontano era questo oggetto, la luce che ci ha raggiunto, questo segnale gravitazionale che ci ha raggiunto, è partito 500 miliardi di anni prima. È un'epoca recente, stiamo ancora vicino a noi, ma insomma è comunque un oggetto molto vecchio e molto lontano che ci ha colpito. Come molti di noi pensavano, appena si è vista la prima rivelazione di onde gravitazionali è partita l'astronomia gravitazionale. Immediatamente dopo se ne sono viste altri, credo che adesso siamo a 10 o 12 buchi neri, e poi l'anno scorso di nuovo le prime pagine di tutti i giornali, compreso il New York Times, di cui parliamo, quando è stata vista da LIGO e da Virgo, è stato visto l'immergersi invece di 2 buchi neri, di 2 stelle di neutroni, un evento catastrofico micidiale, ma la cosa più impressionante per la scienza è stato che questo evento ha emesso anche onde elettromagnetiche, e praticamente, vedete, questo è un film della televisione americana, vedete LIGO che l'ha vista, eccetera, però immediatamente dopo la televisione vi fa vedere che quasi tutti gli osservatori astronomici terrestri hanno visto un lampo o di raggi X o di luce visibile o di luce infrarossa connesso con lo stesso evento, e quindi è partita quella che si chiama l'astronomia multimessaggero, in cui si vedono questi eventi e si vedono anche tutto lo scenario astronomico che circonda questi eventi. Io però non mi occupo di LIGO e di Virgo, da sempre, insieme a un'altra serie di persone disturbate come me, cerchiamo di sviluppare un rivelatore di onde gravitazionali nello spazio. Il principio è lo stesso: mettete 2 palline gialle a volare libere nello spazio e misurate l'accelerazione con un laser. La differenza con i terrestri è le dimensioni. A terra riuscite a fare qualche chilometro, e questi effetti sono tanto più grandi quanto più lontani andate. Più lontani andate, più le cose accelerano, e qui cerchiamo di fare un oggetto che è grande 2 milioni di chilometri. Questo lo potete fare nello spazio, non lo potete fare a terra. La Terra non è grande 2 milioni di chilometri, come voi sapete, ma il principio è sempre quello: delle masse libere e un laser per misurare le loro accelerazioni. La differenza fondamentale fra i 2 rivelatori dal punto di vista dell'astronomia è che mentre i rivelatori terrestri, avete visto, vedono questi oggetti che durano frazioni di secondo, qui parliamo di accelerazioni in cui le particelle si muovono su una scala di ore o di minuti, una scala di tempi che non è raggiungibile a terra, perché diciamo, la Terra gravitazionalmente è troppo rumorosa. Il camion, il traghetto che si muovono creano delle perturbazioni della gravitazione sulla Terra che sono più grandi di quelle astrofisiche che interessano gli astronomi, e quindi la Terra, diciamo che c'è una specie di muro. Tutto ciò che è più lento di un secondo non si vede perché ci sono troppi disturbi gravitazionali. Quindi bisogna andare nello spazio per fare queste dimensioni. Nello spazio ci sono dei vantaggi. Quando uno dice mettete 2 corpi liberi, nello spazio lo potete fare, no? L'astronauta qui sta mettendo queste palline libere dentro la stazione spaziale, siccome appunto non c'è la gravità terrestre, lì non si sente, non vi cadono sui piedi. Ovviamente non è proprio così, perché se guardate il filmino meglio si vede che le palline sono come i gatti, è difficile tenerle ferme allo stesso posto. Quindi se volete veramente mettere una massa in caduta libera, questa è una delle cose che l'ESA deve fare. La potete mettere in caduta libera all'interno del satellite, però prima o poi andrebbe a sbattere a causa di piccoli disturbi. Allora uno dei punti fondamentali è che dovete misurare dov'è, e poi accendete i razzetti del satellite in modo che il satellite la tenga centrata senza toccare, una specie di corsa con l'uovo nel cucchiaio, no? In cui cercate di non farlo cadere. E ovviamente è facile a dirsi di mettere il coso della polizia fra 2 masse di prova. In realtà quando andate a costruire uno di questi strumenti sono un po' più complicati, la luce richiede un telescopio per mandarla da un satellite all'altro, quindi se volete avere un'idea di come potrebbe essere lo strumento di un osservatorio come l'ESA, a ogni estremità di queste, diciamo, in ogni satellite c'è una massa di prova su un satellite, una in un satellite lontano, si scambia la luce attraverso un telescopio. Queste sono quelle magie che gli ottici fanno di distribuzione della luce, però la luce che arriva dal satellite lontano
e poi alla fine entra in questa scatola, che entra in questa scatola, e dentro questa scatola c'è alla fine la famosa pallina gialla, che oramai è diventato un cubo, e la luce rimbalza su questa pallina ed è capace di guardare l'accelerazione fra questi due oggetti che stanno a 2 milioni di chilometri uno dall'altro. Di queste palline, di questi satelliti, ce ne sono 6 coppie, organizzate in un triangolo che va in giro intorno al Sole. In realtà non dovete fare niente, è una magia della meccanica celeste, per cui questi satelliti, se li mettete nelle orbite giuste, formano questo triangolo che va avanti per sempre, e questo è per gli astronomi in sala, e il fatto che il rivelatore vada in giro facendo, diciamo, centinaia di milioni di chilometri fa sì che riuscite, siccome vi muovete nell'onda che viene dalle sorgenti lontane, riuscite a individuare la posizione della sorgente nel cielo, che per gli astronomi è sempre una cosa molto importante. E perché mai, se uno ha visto, spendendo miliardi del contribuente, ha visto le onde gravitazionali della Terra, vorrebbe costruire un rivelatore nello spazio? Perché mai uno dovrebbe andare a bassa frequenza? Allora, la ragione per andare a bassa frequenza, per cercare queste onde lentissime, queste onde che ci mettono ore o giorni ad andare su e giù, è che la frequenza delle onde è la frequenza con cui girano, è sostanzialmente la frequenza con cui girano i corpi, con cui si muovono i corpi che hanno prodotto le onde. E non so se vi ricordate alla scuola superiore, ma Keplero ci ha detto che più lontano siete, più andate lentamente. Le orbite dei pianeti esterni sono molto molto lente, l'anno gioviano sono 10 anni, quindi se avete degli oggetti grandi, gli oggetti grandi non si possono avvicinare più che tanto. Se avete un buco nero largo 1 milione di chilometri, non si può avvicinare un altro buco nero per più di 1 milione di chilometri, e quindi la loro rivoluzione è un fenomeno molto lento. E quindi se volete vedere oggetti grandi dovete andare a frequenze basse, dovete essere in grado di vedere queste onde lentissime che sono generate da questi oggetti molto grandi. Quindi la differenza fra i rivelatori terrestri è non solo una questione di frequenze, ma è proprio una questione di dimensione delle sorgenti. Con i rivelatori terrestri si vedono oggetti che sono forse 10 volte il Sole, con questi rivelatori spaziali si vedranno oggetti che sono milioni di volte più grandi del Sole, che hanno dimensioni di milioni di chilometri, e questo diciamo, apre la possibilità di un'astronomia che vede tutto l'universo fino ai suoi primi momenti e vede le sorgenti più grandi dell'universo. Vi faccio un esempio. Questo non è un film, è l'animazione di fotografia del centro della nostra galassia. E vedete c'è un movimento di stelle che girano, adesso fra un poco si vede uno zoom, si vede una stella che fa un'orbita come se fosse un pianeta intorno a un oggetto che non si vede. Questo perché nel centro della nostra galassia, e oggi sappiamo nel centro di tutte le galassie, c'è un enorme buco nero, la nostra ha un buco nero di 3 milioni di masse solari circa, intorno a cui c'è un'enorme attività. Tutte le galassie hanno un buco nero al centro, e quindi quando due galassie si scontrano, e queste fotografie fanno vedere lo scontro di galassie, l'animazione è un'animazione, ma l'istante, ecco, questa è una vera fotografia di Hubble che fa vedere lo scontro di due galassie. Quando due galassie si scontrano e si immergono, i due buchi neri al centro della galassia formano un sistema binario come quello di LIGO, finché alla fine si immergono uno nell'altro formando un enorme buco nero. E tanto per dirvi diciamo, l'intensità, mentre i piccoli buchi neri di LIGO producono questa cosa qui, questi buchi neri, questo segnale è così intenso che questo è il segnale che LISA vedrebbe. Vedete, sembra disegnato dal bambino, non ci sono disturbi, non ci sono niente. E mentre questo segnale è partito 500 miliardi di anni fa, questo segnale è partito dall'origine dell'universo, è partito da 13 miliardi di anni fa, subito dopo che diciamo, si sono formate le galassie. Quindi diciamo, un osservatorio di questo tipo vi permette di vedere l'universo fino ai suoi primi istanti. Per darvi un'idea, oramai gli astronomi stanno aspettando che noi facciamo volare questo strumento per riuscire a fare questa specie di stratigrafia dell'universo, cioè vedere
le galassie diventare sempre più grandi per immersione di buchi di galassie più piccole con i loro buchi neri in una storia di formazione delle galassie, per cui le galassie che vediamo oggi, che sono grandi, si sono formate in realtà con l'immersione di piccoli buchi neri partiti molti anni fa. E se trasformate quello che diciamo, Lisa vedrà un sacco di altre cose, vi ho dato solo un piccolo assaggio di quello che si potrebbe vedere. I segnali gravitazionali, vi ho detto, hanno un'analogia con il suono. Io ve li posso trasformare in suoni, li devo accelerare un poco perché i miei sono di ore, e questo è il tipico concerto di una notte che Lisa sentirebbe guardando l'universo. Questo botto che sentite alla fine sono i due grandi buchi neri che si sono immersi in un unico buco nero. La cosa è, diciamo, estremamente promettente, fondamentale per l'astronomia, quindi quando l'abbiamo alla fine degli anni 90, alcuni miei soci sostenitori qui se lo ricorderanno, alla fine degli anni 90 abbiamo proposto l'ISA alle agenzie spaziali, ci hanno detto bravissimi, fantastico, che bella idea, ma funziona? Ma si può fare? Perché la sfida tecnologica è veramente diciamo, grossa, e adesso vi dico fra un attimo quali sono gli aspetti più difficili. Insomma, è tutto fatto sì che anche se l'ISA è entrato nel sistema dell'Agenzia Spaziale Europea alla fine degli anni 2000, già nel 2001 l'Agenzia Spaziale aveva detto: ti do dei soldi ma tu mi devi fare la prova che uno strumento di questo tipo può funzionare. E nel 2004 abbiamo cominciato a costruire una missione spaziale che si chiama LISA Pathfinder, il nome non è molto criptico, dice fammi vedere che puoi fare l'ISA, prima di chiedermi i 2 miliardi di euro che l'ISA costa, ti do qualche centinaio di milioni e fammi vedere che si può fare. E la cosa che più difficile da dimostrare che si può fare è questo fatto facile a dirsi ma non facile a farsi, di mettere due oggetti in caduta libera pura, cioè due oggetti in caduta libera, così privi di disturbi, che l'unico effetto che vedete è che i due oggetti accelerano uno rispetto all'altro perché lo spazio-tempo è curvo, ma in realtà la vita è dura e gli oggetti accelerano uno rispetto all'altro per un sacco di altri motivi. In questo cartone animato sono colpiti da particelle che gli imprimono le stesse accelerazioni del cartone animato prima, e come faccio io a dire se sono onde gravitazionali o sono schifezze di qualunque natura? Per darvi un'idea, diciamo, non siamo gli unici che hanno bisogno di avere dei corpi che vanno in orbita con grande purezza. Il satellite GPS deve andare in orbita con grande purezza, però se diciamo in termini di accelerazione, lasciate perdere le unità, se questo è 10, l'ISA richiede 0,0001. Quindi stiamo parlando di migliorare la tecnologia di saper mettere un corpo in caduta libera di milioni, di fattori milioni. Ti crediamo, ti vogliamo bene, però ci devi vedere, ci devi convincere che ce la puoi fare. Non puoi provarla a terra, Se voi provate a mettere delle masse in caduta libera a terra, cadono liberamente sul pavimento e lì finisce il tutto. Quindi non c'è modo di testarlo a terra, però fortunatamente non c'è bisogno di metterla a 1 milione di chilometri di distanza l'uno dall'altro per provare che si muovono senza disturbi, che tracciano traiettorie perfettamente gravitazionali. E quindi l'idea che abbiamo avuto e che ci hanno finanziato oramai un bel po' di anni fa è di prendere uno di queste, la base dello strumento gravitazionale LISA, cioè 2 masse di prova, e invece di metterle a 5 milioni di chilometri l'una dall'altra, di metterli tutte e due all'interno di un satellite e vedere se stanno ferme una rispetto all'altra come dovrebbero essere ferme. La gente dice noi abbiamo fatto le cose più ferme che l'umanità abbia mai fatto, probabilmente è vero, e dopo vi dico quanto ferme devono essere una rispetto all'altra. C'è un piccolo dettaglio tecnico, non va a noio, vi ho detto che si può seguire nello spazio, potete fare in modo che il satellite segua una massa di prova senza toccarla. Se ne avete due dovete dare un po' di forza all'altra, ci ritorno su questo, non vi voglio annoiare. E quindi quello che abbiamo fatto, mettendoci un po' più di anni di quello che pensavamo, ma che abbiamo lanciato nel 2015, è stato mettere 2 di queste masse di prova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, perché se siete troppo vicini
e anche la Terra vi disturba, sono due oggetti, sono proprio gialli, però non sono sfere, sono cubi, sono due oggetti di oro-platino, come quelli che dovrebbero volare sull'ISA, sono molto puri, molto omogenei, sono un sacco di belle cosette. Un interferometro laser, un velocimetro della polizia, il Doppler della polizia, però che deve solo misurare l'accelerazione fra questi due cubetti che stanno a 30 cm, sopra avete visto l'animazione di come è fatto. Bisogna portarsi un po' di accessori. In realtà queste masse sono circondate da elettrodi per dargli queste piccole forze che siamo costretti a dare e che in LISA non ci sarebbero. Se andate nello spazio c'è ogni sorta di problemi, per esempio queste famose masse di prova che devono andare liberi, poi ci sono i raggi cosmici, cioè ci sono particelle cariche che vengono dal Sole, che continuano a caricarle, non potete metterle a massa con un filo, non potete mettere una presa di terra, quindi le dobbiamo scaricare con la luce ultravioletta, le dobbiamo al lancio, questa cosa delicatissima che nessuno deve toccare, la dobbiamo bloccare perché sennò con le vibrazioni del lancio buca il satellite. Per darvi un'idea, la forza che dovete esercitare è come parcheggiarci la vostra auto con una ruota sopra e poi la dobbiamo mollare in orbita, e anche questa, diciamo, e via discorrendo. Se volete vedere il vero hardware, quella è la massa di prova, 2 kg di oro platino, è un costo trascurabile rispetto al costo di un satellite, l'oro platino, immersa in quella scatoletta circondata di elettrodi. È sempre lo specchio finale di un sistema ottico, perché questo interferometro laser è un sistema ottico, quindi lì vedete l'industria milanese che ha fatto questo oggetto sul nostro disegno, allineare le cose come si fa con un sistema ottico. Se volete vedere questo è il banco ottico su cui c'è l'interferometro laser, è un gioiello che si costruisce attaccando le varie componenti ottiche con una componente che praticamente ricostruisce il vetro come se fosse stato scavato dal pieno, semplicemente mettendo un po' di soda caustica. Avete molto poco tempo per allineare le cose perché poi diventa solido. Un gioiello fatto da un'università scozzese e di nuovo allineato con micrometri di precisione, microradianti di precisione, e il tutto in questi grossi scatoloni qua dentro ci sono queste due masse di prova e c'è l'interferometro laser. Io sono un fisico sperimentale, ci sono altri fisici sperimentali in quest'aula, e diciamo, quando vedete un oggetto così dice non potrà mai funzionare, è troppo complicato. Invece devo dire che la cosa più rimarchevole è che ha funzionato bene, ve lo dico fra un attimo, e qui lo vedete mentre viene installato nel satellite. Io nell'interesse del tempo faccio andare anche questo video qui che fa vedere il satellite messo sul suo modulo di propulsione e installato sulla testa di un razzo Vega, che anche è un razzo di fabbricazione italiana, è sempre del sistema Ariane Space, ma di fabbricazione italiana. E qui vedete l'oggetto chiuso e messo nel suo satellite, lo vedete fra un attimo. Questo video dura sempre troppo tempo nell'interesse della presentazione, ma eccolo qua, lo vedete? Qui vedete, a un certo punto una di queste viti si è rotta e abbiamo dovuto sostituire tutte le viti, perché come fate a sapere che non si rompono anche le altre? E qui vedete l'oggetto calato finalmente nel suo satellite. D'accordo. Bene, quasi tre anni fa, a dicembre 2015, 10, 9, l'abbiamo lanciato 7, 6, dalla Guyana francese, da Kourou. 4, 3, infatti il lancio 2, in francese. 1, top, allumage E e devo décollage. dirvi che io ci ho lavorato 15 anni, il Gabriele Bugliarini se lo ricorda, il Nino Costa se lo ricorda, diciamo, io ho pianto quando il razzo è partito. E questo era a dicembre, abbiamo navigato, vi ho detto che l'orbita finale è a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, abbiamo navigato un mese, dopo un mese abbiamo cominciato a accendere gli strumenti, si sono accesi, che per me è qualcosa di miracoloso. E un'altra cosa miracolosa, vi ho detto che dobbiamo tenere queste due masse ferme durante il lancio. A febbraio del 2016 le abbiamo liberate, capite bene che è molto imbarazzante se tu provi a liberarle e ti rimane attaccata al dito. E quindi non è un caso che vedete il social manager del progetto, che è un signore molto compassato che non fa mai queste cose qui, danzare, perché le due masse erano state messe
in orbita in caduta libera, quindi a questo punto loro erano lì che galleggiavano tranquille col satellite che si occupava di seguirle e di non disturbarle. Adesso divento un filino tecnico, vi vorrei dire che cosa dovevamo ottenere e che cosa abbiamo ottenuto. Dunque questo è un grafico in cui si vede l'accelerazione relativa fra le due masse di prova. Adesso arrivo, e in particolare si vede il rumore d'accelerazione. Allora, per darvi un'idea della scala, questo è il rumore, quindi più andate in basso, meglio è. Sostanzialmente il numero che riuscite a fare è più o meno proporzionale al più piccolo segnale che riuscite a rivelare con l'ISA. Se fate questo, poi l'ISA riuscirà a rivelare un segnale. Quindi più andate in basso, meglio state. Va bene? È un grafico in funzione della frequenza. Per darvi un'idea, questa accelerazione qua è 1/1000 di miliardesimo dell'accelerazione di questo oggetto nella mia mano. Voi sapete che se lasciate andare un oggetto va a 10 metri secondo al quadrato, questo è 1/1000 di 1/1000 di 10 metri secondo al quadrato. Sono quelle scale che i fisici amano, si chiamano logaritmiche, per cui una tacca in su è 10 volte peggio, una tacca in giù è 10 volte meglio, e i requisiti di LISA che voi dovete stare sotto questa linea gialla. Questa è la frequenza. Frequenza vuol dire, diciamo, l'inverso del periodo di oscillazione delle onde. Per darvi un'idea, un'onda di questa frequenza è un'onda che ci mette un giorno a fare come se fosse un'onda marina che va su in un giorno di tempo, qui invece siete ai minuti. Quindi questo è quello che l'ISA deve ottenere, qualunque cosa sotto la linea gialla. Meglio state, più giù state, meglio è. L'ISA Pathfinder ci hanno detto, vabbè ragazzi, non vi possiamo mica ammazzare, soprattutto non ci potete chiedere 2 miliardi per fare il test, quindi ci accontentiamo di meno, ci accontentiamo se state sotto la linea blu, che vuol dire ci accontentiamo se state 10 volte peggio di l'ISA, e questo anche per quella cosa che dobbiamo spingere un po' una delle masse, il che fa un po' di rumore, e per di più, dai, non ce ne importa niente di queste frequenze così basse, dimostrate che siete lì da un minuto in su, se poi ci siete a frequenze più basse, anche perché fare i test a terra, diciamo, l'industria costa, un test di uno strumento a frequenze molto basse richiede tempi molto lunghi e questo richiede molti soldi. Quindi va bene, siamo felici così. Cosa ci aspettavamo? L'ho detto, diventa un po' tecnico, ma poi recupero. Allora, cosa ci aspettavamo di vedere? Che cosa ci aspettavamo che ci limitasse? Allora, uno dei problemi è un problema che l'ISA non ha, è questo qui, che noi possiamo seguire col satellite questa massa qua, ma non ne possiamo seguire 2 alla volta, e quindi questa qui la dobbiamo spingere con un po' di forza. Generiamo questa forza mettendo, diciamo, è una forza elettrica, e diciamo, si può far vedere che più dovete spingere, più la forza trema. No? È un po' come il sollevatore di pesi, che più è forte il peso, più lo vedete tremare, cioè più la forza non è costante, perché qualunque generatore di potenziale elettrico è rumoroso, e più forza dovete esercitare, più fate rumore. La seconda cosa, ci crediate o no, questo è tutto sottovuoto, ci sono pochissime molecole, ma quelle pochissime molecole di gas che urtano la massa di prova, non a caso il mio cartone aveva le molecole che urtano la massa di prova, quelle poche molecole di gas che urtano la massa di prova la agitano abbastanza da essere un problema, e noi ci aspettavamo di vedere anche questo effetto. E poi l'ultima cosa è che nessun velocimetro della polizia è perfetto, diciamo, anche se le masse stanno perfettamente ferme, ci sarà un po' di disturbo e vi sembrerà che le masse accelerano. E quindi la situazione era questa: ci aspettavamo di essere limitati a bassa frequenza da questo fatto di dover fare la forza elettrica, poi dalle molecole di gas e qui dall'interferometro. L'inviluppo di tutto era questa linea nera. Abbiamo acceso lo strumento il 1° marzo, primo giorno delle operazioni, e bang, eravamo dove ci aspettavamo che fossimo, con un'eccezione, che l'interferometro era molto meglio di quello che ci aspettavamo ci fosse, funziona nello spazio molto meglio di quello che eravamo riusciti, il velocimetro laser. Quindi eravamo sostanzialmente limitati qui da questo fatto di dover spingere. E perché dovete spingere? Adesso di nuovo seguitemi un po', poi mi rilasso. Perché dovevamo spingere? Perché se guardate questa massa qui, qua c'è un sacco di chili, e questi chili attirano questa massa
con la forza di gravità. Quella forza di gravità che noi non sentiamo fra di noi perché siamo tenuti con l'attrito, ma lì stiamo parlando di cose molto delicate e quindi tutto questo peso qui attira questa massa e questa forza, se cercate di compensarla elettricamente, è un macello. Allora che cosa abbiamo fatto noi? Ci siamo calcolati dove era tutto, misurato dove erano tutti i pezzi del satellite, calcolato la forza di gravità totale su questa massa e ci abbiamo messo un pezzaccio di tungsteno pesantissimo dall'altro lato per bilanciare. Io tiro di qua, tu tiri di là. Un oggetto pericolosissimo perché siccome lo mettete molto vicino alla massa, se vi sbagliate anche di poco, fate peggio di quello che state cercando di curare. Quindi tutto il trucco qui era capire quant'è la nostra incertezza nel calcolare il campo gravitazionale e noi che abbiamo fatto tutti gli errori di come possiamo essere, screw in inglese vuol dire vite, qui ci sono le posizioni e le masse di tutte le vite del satellite, abbiamo detto sentite per essere tranquilli noi dovremmo riuscire a compensare entro questo numero qua, lasciate perdere le unità, quel numero vuol dire 1/1000 del peso sulla Terra, diciamo, grosso modo, 1/1000 dell'accelerazione di gravità terrestre. Siamo andati su e l'industria aveva fatta molto molto meglio. Quello che doveva essere 650 era 25 e quindi noi abbiamo potuto abbassare la forza di compensazione a 25 e appena l'abbiamo fatto siamo migliorati in maniera impressionante e quindi abbiamo fatto la prima pagina di Physical Review Letters, poi la BBC è uno dei nostri sostenitori, ci ha sempre seguito, la BBC ci ha dato una prima pagina dicendo la missione spaziale di gravità passa un grande test, perché come vedete siamo andati molto vicini non a quello che dovevamo fare con l'ISA Pathfinder, ma addirittura a quello che è richiesto da l'ISA. Notate che nell'intanto anche questo pianerottolo qui, che è dovuto agli urti con le molecole, è sceso. No? Qua la ragione per cui questo è sceso è solo il tempo che passa. In realtà la scatola che contiene la massa di prova è connessa con un tubo all'esterno, quindi è come se aveste una pompa, man mano che il tempo passava la pressione scendeva e siccome quel rumore lì è proporzionale a quante molecole di gas ci sono intorno a questa massa di prova, scendendo la pressione ci sono meno molecole, il rumore ha continuato a scendere e in febbraio, quindi un anno e mezzo fa, abbiamo pubblicato i nostri risultati finali. Come vedete la BBC è sempre un sostenitore e dice è fatta. Ed è stata così fatta, è fatta vuol dire che noi abbiamo migliorato le prestazioni di massa in caduta libera di 4 ordini di grandezza, ma questo è per conoscitori. E fatta vuol dire questo, guardate questo grafico, questa è una simulazione. La linea blu è l'accelerazione fra le due masse di prova che causerebbe in LISA un sistema di buchi neri a alcuni miliardi di anni luce da noi, di alcuni milioni, di una frazione di milioni di masse solari. La linea rossa è il rumore di LISA Pathfinder. Ma che rumore? Se zoomate, in realtà quella è l'accelerazione residua delle due masse di prova che vedete a causa dei disturbi. E quindi non c'è dubbio che i segnali di LISA saranno molto visibili, perché con questo livello di disturbi i segnali di LISA saranno molto visibili. E quindi non è sorprendente che ancora prima che finissimo di lavorare, nel novembre del 2017, l'ESA ha approvato l'ISA, ha detto ok, ci avete convinto, andiamo avanti. E la BBC, io amo la BBC perché diciamo, ti risparmia 20 trasparenze, diciamo, con i suoi titoli, e giustamente la chiama una Grand Gravity Mission perché è un'impresa che forse l'Europa non ha mai fatto, è un'impresa spaziale di una dimensione che forse l'Europa non ha mai fatto. Sta procedendo a tutta velocità, stiamo facendo la fase iniziale di definizione della missione e il sogno, quello a cui sta lavorando tutto il programma scientifico, è di far volare intorno al 2031, io sarò un po' più maturo come idea, di far volare il grande telescopio di raggi X che l'ESA ha nel suo programma che si chiama Athena e l'ISA insieme, e questo darebbe all'Europa una leadership nell'astrofisica
veramente, diciamo, storica, diciamo, che lascerebbe un segnale storico. Tutti così contenti che a luglio dell'anno scorso, questo è luglio dell'anno scorso, riconoscerete il vostro speaker, questo è il segnale radio che fa vedere che siete connessi con l'ISA Pathfinder, mi hanno dato l'onore di premere un bottone e abbiamo ucciso l'ISA Pathfinder for good, tanto che la mia solita BBC titolava "L'Europa spegne una delle sue migliori missioni di sempre", che suona leggermente ironico, però credo che ha fatto quello che doveva fare. L'ISA Pathfinder ha aperto la strada per l'ISA, abbiamo potuto perfino celebrare un mese fa a Trento il Mission Accomplished, ma non è una citazione del presidente Bush della guerra del Golfo, e diciamo, se posso fare un ultimo commento e poi finisco, questo è stato uno sforzo di un team favoloso che ha coinvolto tutto il mondo, ma che ha coinvolto una collaborazione strettissima di ingegneri, fisici, uomini e donne delle agenzie spaziali che hanno creduto in questo progetto. Abbiamo attraversato dei momenti difficilissimi, siamo andati vicini alla cancellazione 2 volte perché le cose erano più difficili di quello che avevamo pensato, e che hanno lavorato, diciamo, se vedete, questa è una delle nostre sessioni iniziali di operazione del satellite, siamo a ESOC e vedete di tutto. Qui ci sono studenti, ci sono ingegneri, ci sono persone dell'agenzia che veramente hanno lavorato in un'atmosfera magica per 2 anni intensamente, per 15 anni prima per farla. Gli anni sono passati, questa è una foto di questo incredibile team nel 2005 a Trento, quando abbiamo cominciato a fare sul serio, a costruire l'hardware. Questa è una foto che abbiamo preso 2 mesi fa, sempre a Trento. Se guardate bene c'è qualche capello bianco in più, però devo dire che ne è valsa la pena. Io mi considero un uomo estremamente fortunato per aver avuto questo privilegio. Grazie mille.